Come mai è tutto chiuso? È domenica? No, oggi è lunedì, il primo giorno della settimana, dove il mercato dovrebbe essere vivo, bello, colorato e pieno di attività. Come vedete abbiamo qui da noi una lista di banchi vuota, deserta, molto sporca, di giorno e anche di notte. Il comune di Venezia dista appena 5 minuti dal mercato di Rialto, eppure appare lontano, lontanissimo a giudicare dallo stato in cui permette versi un simbolo millenario della città. Qui i pochi commercianti superstiti resistono testardamente per garantire un barlume di città tra miriadi di trolley e negozi di souvenir e non intendono arrendersi, ma invertire la tendenza che rende questo mercato più simile a quello di Pompei che di un centro abitato appare oramai compito ai limiti dell'impossibile. C'è un altro mercato in città che invece ha avuto 3 milioni. 3 milioni di euro, sì, questi sono stati finanziati già nel 2018 per il mercato di Piazza Barche, che mi sembra anche giusto, per l'amor di Dio, ognuno ha il suo. Quello che mi sembra non giusto è dover tirare la giacchetta per far vedere che cos'è un degrado nel cuore della città di Venezia. Allora salviamo il mercato di Piazza Barche con 350.000 abitanti, è giusto, insomma sono anche 350.000 voti positivi, no? Per la nostra giunta, perciò direi che va bene, ma il cuore di città che è visto invece da tutto il mondo lo lasciamo così? Al degrado totale. Per anni la crisi del mercato di Rialto, dicono qui, è stata ampiamente e inutilmente denunciata ad una lunga serie di amministrazioni comunali, tutte coerentemente unite da un'inadempienza che oggi si manifesta persino nel non avere neanche il coraggio di compiere ciò che per alcuni rimane l'unico e ultimo atto possibile: compilare la dichiarazione di morte del mercato di Rialto. Sulla data di nascita non ci sono problemi, il mercato ha 922 anni e qui dal 1097, quasi un secolo prima che sul Canal Grande comparisse quel primo ponte di barche che rappresenta l'antenato del ponte di Rialto. Sulla scomparsa i tempi sono più dilatati, forse una trentina d'anni, scanditi dall'assenza di qualsiasi progetto o visioni a lungo termine di quest'area della città. Avevamo trovato degli investitori pronti a investire per la loggetta, per il restauro, c'è addirittura chi adoperava la propria opera di restauro gratuitamente, c'è chi finanziava con soldi. Anche questa è una grossa domanda: come mai per Mestre 3 milioni di euro e a Venezia a costo zero il mercato di Rialto storico? Ma